A disegnare il futuro, Forum Innovazione di Italia Economy, giunto alla terza edizione, siamo in compagnia della dottoressa Alice Pretto, molto felice di conoscerla, vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Lei, dottoressa, parla spesso di fiducia, cultura aziendale e capitale umano come leve strategiche di crescita per l'impresa, ma in un'epoca dominata dagli algoritmi, quanto conta ancora l'elemento umano nel creare valore? Dal mio punto di vista conta moltissimo, è fondamentale, infatti noi le tecnologie le stiamo conoscendo, le stiamo imparando ad utilizzare e poi si spera che le impareremo a governare, soprattutto all'interno delle nostre aziende, per farle appunto crescere. Credo però che sia imprescindibile il valore che le persone danno a queste tecnologie, anche perché oggi ricordiamoci che sono le persone che stanno insegnando alle tecnologie come comportarsi e poi le tecnologie avranno una loro strada, ma noi ci saremo sempre e infatti quello che sta accadendo è che ci stiamo rendendo conto che ci sono bisogno di nuove competenze e quindi di persone che sappiano utilizzare attraverso nuove competenze queste nuove tecnologie. Quindi io ritengo che le persone oggi siano ancora al centro e siano fondamentali per dare proprio quel valore diverso e anche quella personalizzazione che poi fa la differenza e distingue le nostre aziende. Grazie mille. Grazie.